Profezie della beata Anna Maria Taigi. Anna Maria Taigi è stata una terziaria secolare dell'Ordine della Santissima Trinità ed è stata proclamata beata da Papa Benedetto XV nel 1920. Visse tra il 1769 e il 1837, fu madre di 7 figli, moglie e madre esemplare, grande e instancabile lavoratrice. Lavorò al servizio delle famiglie nobili di Roma e durante la sua vita il nostro Signore le diede la possibilità, le conferì dei doni straordinari. Uno di questi era il carisma della scrutazione dei cuori e la capacità di leggere nei pensieri non solo dei vivi ma anche dei defunti e di vedere quella che era la condizione anche delle anime del purgatorio. Inoltre ebbe anche il carisma di poter prevedere in qualche modo il futuro, di le si presentarono delle visioni di eventi che sarebbero accaduti anche molti secoli dopo, il XVIII secolo, e quindi eventi che da quello che lei disse potrebbero benissimo riguardare i nostri tempi. Ed ecco che cosa scrisse la Beata Taigi: Dio manderà 2 castighi. Uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali, avrà origine sulla terra. L'altro sarà mandato dal cielo. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà 3 giorni e 3 notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà danno, sebbene non esclusivamente ai nemici della religione. Durante questi 3 giorni la luce artificiale sarà impossibile, arderanno soltanto le candele benedette. Durante tali giorni di sgomento i fedeli dovranno rimanere nelle loro case a recitare il rosario e a chiedere misericordia a Dio. Tutti i nemici della Chiesa, visibili e sconosciuti, periranno sulla terra durante questa oscurità universale, eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno. L'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme. La religione verrà perseguitata e i preti massacrati, le chiese verranno chiuse ma solo per poco tempo. Il Santo Padre sarà obbligato a lasciare Roma. La Francia precipiterà in una spaventosa anarchia. I francesi avranno una disperata guerra civile nel corso della quale anche i vecchi prenderanno le armi. I partiti politici, avendo esaurito il loro sangue e la loro rabbia senza essere stati capaci di arrivare ad alcuna soluzione soddisfacente, si accorderanno come ultima risorsa per far ricorso alla Santa Sede. Allora il Papa invierà in Francia un legato speciale. A seguito delle informazioni ricevute, Sua Santità in persona nominerà un re molto cristiano per il governo della Francia. Dopo i 3 giorni di buio, San Pietro e San Paolo designeranno un nuovo Papa. Allora il cristianesimo si diffonderà in tutto il mondo ed egli è il Santo Pontefice scelto da Dio per resistere alla bufera. Alla fine egli avrà il dono dei miracoli e il suo nome sarà lodato su tutta la terra. Intere nazioni ritorneranno nella Chiesa e la faccia della terra sarà rinnovata. La Russia, l'Inghilterra e la Cina entreranno nella Chiesa.